Siamo nella villetta comunale, siamo qui per inaugurare e svelare una panchina rossa. Ecco, la panchina è stata posizionata di fronte al Mediterraneo, vicino ad un crocifisso, ed è simbolica, rappresenta tutte quelle donne che non ce l'hanno fatta, ma vuole rappresentare anche una speranza di chi è ancora qui e deve combattere ogni giorno affinché ci sia una vera parità di genere, che ancora purtroppo è lontana, è lontanissima. Io ringrazio il CIF di Realmonte perché con il comune ha messo in piedi questo progetto che in verità viene da lontano, perché era già stata pensata l'installazione, poi la proposta del CIF ha incontrato la volontà dell'amministrazione comunale, infine l'anno scorso stavamo per inaugurarla poi per un evento che è noto a tutti, la dipartita del Presidente non è stato possibile e oggi siamo qua invece a rappresentare con forza che le donne hanno necessità di essere accudite, protette, amate. Come dice Benigni, una donna nasce dal fianco per camminare insieme ad un uomo e non dal piede per essere calpestata né dalla testa per essere superiore, quindi va amata, e questo è il messaggio che vuole mandare Realmonte. Ecco, amare le donne significa rispettarle, anche se sono più brave di un uomo, anche se non amano più un uomo, anche se hanno altre vedute, anche se vogliono, nonostante un credo, essere emancipate. Ecco, in nome dell'amore e della bellezza a cui noi facciamo sempre riferimento, ecco c'è questa panchina a Realmonte. Non sono sola, dice. Ecco, io ringrazio anche le uncinettine che hanno realizzato una composizione floreale, che hanno donato per ricordare che ad una donna si dà un fiore, segno di amore, ecco, non uno schiaffo e un pugno. Oggi ci troviamo qua nella Villa Comunale di Realmonte, dove inaugureremo la panchina. Questa iniziativa è stata voluta e aspettata dal CIF, Centro Italiano Femminile di Realmonte, in memoria, per ricordare le donne che sono state vittime di femminicidio, e quindi oggi siamo qua. Per fortuna il sole è stato nostro, ci bacerà oggi, e quindi faremo questa commemorazione. La panchina rimarrà dove c'è anche una targhetta con il numero, che mi auguro che nessuno componga mai questo numero e ne abbia di bisogno. Ecco, oggi siamo qui in questo momento particolare a vivere insieme al CIF di Realmonte questa inaugurazione della panchina, e vuole essere un messaggio di augurio soprattutto per le donne, ecco, soprattutto nell'accoglienza, nel rispetto, e per noi cristiani è fondamentale. Papa Francesco dice che Dio proprio, ecco, entra nella storia grazie alla donna, quindi per noi cristiani c'è un massimo veramente rispetto, di accoglienza, e questi momenti ci aiutano a vivere la speranza. Proprio siamo alle porte del Giubileo e il titolo è Pellegrini di Speranza, e allora anche questi momenti possono aiutarci a scoprire un tempo nuovo, cieli nuovi e terra nuova, come dice la parola del Signore, partendo dal valore fondamentale che è l'accoglienza della donna e del rispetto.